Il monastero della Visitazione ha 300 anni dalla fondazione e ancora oggi per San Vito una centrale di energia spirituale, come definisce Giovanni Paolo II i monasteri di clausura. Le statue e le decorazioni pittoriche della chiesa ci raccontano la storia dell'ordine e del monastero. Sant'Agostino all'ingresso fa da custode con la sua regola alla condotta dell'ordine. All'interno, nella cappella a sinistra, il dipinto ci mostra San Francesco di Sales, mentre benedice Santa Giovanna Francesca di Chantal. Questa donna fu esemplare nella sua dedizione alla famiglia e quando rimase vedova prese i voti e si dedicò totalmente alla cura dei poveri e malati. Con la sua condotta di vita fu dunque esempio altissimo di umiltà e amore cristiano disinteressato, ispirando San Francesco di Sales e collaborando con lui nella fondazione del nuovo ordine nel 1610. Avvicinandoci all'altare maggiore, scopriamo il significato profondo della Visitazione. La pala ci mostra l'episodio del Vangelo in cui la Vergine Maria si reca a far visita e portare aiuto all'anziana cugina Elisabetta in procinto di partorire. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo. «Ah, che debbo che la madre del mio Signore venga a me!» Il brano del Vangelo ci rivela due cose: la presenza dello Spirito Santo, che rende consapevole Elisabetta del fatto che Maria sia in attesa del Salvatore, e la qualità dell'amore di Maria verso il prossimo, che non esita e non si risparmia per correre in aiuto di chi ha bisogno. La lunetta sopra l'altare raffigura Santa Margherita Maria Alacoque, testimone della rivelazione del Sacro Cuore. Nella lunetta sopra l'ingresso è raffigurata la consegna delle Costituzioni da parte di San Francesco di Sales alle prime sorelle. Troviamo anche alcune lapidi, particolarmente importanti perché testimoniano la vicinanza e l'affetto che questi vescovi benefattori nutrirono nei confronti del monastero. Presso i gradini dell'altare vi è il cuore del patriarca di Aquileia, Dionisio Delfino, morto nel 1734. Considerato dalle monache il fondatore di questo monastero. Nel presbiterio vi è il vescovo diocesano Bressa, morto nel 1817, che difese e protesse il monastero nei tempi in cui, durante l'occupazione napoleonica, vigeva il decreto di soppressione degli ordini religiosi. Al centro vi è Giovanni Pietro Pellegrini, vescovo di Paleopoli, morto nel 1830, padre spirituale delle monache. In realtà, essi sono solo alcuni dei benefattori del monastero. Promotore della venuta delle visitandine fu il conte Ottavio Altan, vicario parrocchiale, che si adoperò instancabilmente, facendo nascere quella rete di rapporti che portarono alla venuta il 27 luglio 1708 delle quattro madri fondatrici: Maria Emanuela di Montus, superiora; Maria Giacinta Favier, assistente; Maria Margherita de Belair, economa; Maria Gabriella Roguet, domestica. Il loro arrivo venne festeggiato con grande gioia e dimostrazioni di affetto da tutta la comunità sanvitese. La loro missione andava infatti a colmare un vuoto, poiché non esisteva ancora nel sanvitese una comunità religiosa femminile con funzione educativa. Il compito di istruire le fanciulle in realtà non rientrava originariamente negli scopi dell'ordine, ma poiché vi era tale necessità a San Vito, le monache lo assolsero con determinazione fino al 1914, anno in cui il Papa vi pose termine.
Oggi, dopo 300 anni dalla fondazione, la vita delle monache è ancora scandita da quei ritmi di lavoro e preghiera che fanno di questi luoghi un'oasi di pace e di energia spirituale.